Foto ritoccata, anzi no, pane realmente avanzato, perché nel centro di accoglienza non c'è più il pollaio. Il segretario nazionale della Lega Nord, Gian Antonio D'Arè, rispedisce al mittente le giustificazioni alle immagini dei sacchi di pane gettati via arrivate dall'ex hotel Winkler di Vittorio Veneto che ospita i migranti. Non un episodio singolo o accidentale, dice quello denunciato dal Carroccio. Non era il caso isolato, non riuscivamo mai a fare le fotografie perché gli operatori ecologici della SAVNO passano presto al mattino e quindi noi abbiamo dovuto faticare un po' per trovarli, però alla fine ci siamo riusciti grazie al consigliere Fasan che abita nelle vicinanze, e questo era una cosa che avveniva settimanalmente e quindi da molto tempo. Di contro, la spiegazione di aver avanzato pane perché non viene più dato alle galline fa ancora più infuriare D'Arè. Utilizzare il pane per darlo a mangiare alle galline, e questo è ancora più grave che buttarlo. Vuol dire che non c'è programmazione all'interno di quelle organizzazioni, e questo è ancora peggiore di averlo visto nel cassonetto. Il messaggio deve arrivare forte e chiaro, dice il segretario della Liga Veneta. I soldi pubblici non vanno sprecati in questo modo. Sull'ipotesi infine di apertura di altri 5 centri di accoglienza di piccole dimensioni in 4 comuni leghisti del Mottense, D'Arè non va per il sottile. Noi se ritorneremo al governo, la prima cosa da fare è eliminare i prefetti, perché sono il braccio armato di questo governo del PD nei confronti del popolo veneto, dei nostri sindaci e soprattutto delle nostre comunità.